Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovo game. Quest'oggi ci ritroviamo direttamente su Gotham City Impostors, un gioco appartenente al genere sparatutto futuristico, chiamiamolo così. Infatti ci ritroviamo ambientati all'interno di una cittadina completamente futuristica denominata Gotham, dove avverrà una sorta di scontro tra due principali fazioni, ovvero i Bats e i Joker, i seguaci di Batman e di Joker. E infatti ritroviamo diverse tipologie di scontro, come il solito deathmatch a squadre, un match sfumigazione, ovvero dobbiamo conquistare il lanciagas, una sorta di punto di raccolta dei nostri uomini, dove andare a raccogliere un certo punteggio per guadagnare il massimo dei punti e quindi portare la nostra squadra alla vittoria. Un'altra modalità abbastanza carina è la guerra psicologica, una sorta di sabotaggio ragazzi, prendere la batteria e collegarla per demoralizzare i nostri nemici con la propaganda. Comunque adesso andremo, prima di iniziare il game, possiamo dire che questo game ha una fantastica caratteristica di personalizzazione dei personaggi. Infatti possono essere personalizzati con l'avanzare dell'esperienza guadagnata in ogni partita, dagli equipaggiamenti. Come potete ben vedere possiamo creare una sorta di armeria con le nostre classi. Per esempio ho creato diverse classi dove possiamo scegliere le armi principali, secondarie, gli oggetti di supporto e anche dei bonus che possono essere applicati ai personaggi stessi. Possono essere modificati anche gli abbigliamenti sia dei Bats che dei Joker. Come potete vedere, guardate questo ragazzone con i baffetti alla Teddy Roosevelt, 25esimo presidente degli Stati Uniti, guardatelo qua con questi baffetti. Possiamo modificare tutte le loro come possiamo dire, tutto il loro abbigliamento pagando delle super monete che sono guadagnabili all'interno della partita. Come potete vedere possiamo scegliere diversi capi d'abbigliamento che andranno a modificare il nostro personaggio, ma ciò non avrà influenza all'interno del gioco. E un'altra cosa importante, possiamo modificare anche il nostro biglietto da visita ragazzi, che verrà mostrato nel momento in cui uccideremo qualcuno. Come potete vedere possiamo sbloccare diversi sfondi, ci sono diverse pagine, quindi molte possibilità di personalizzazione. Ecco, ne ho sbloccate diverse e secondo me la migliore è questo bel cavalluccio marino con un bel gabbianino lassù. Possiamo impostare anche una nostra frase. Inoltre con un livello più avanzato andremo a sbloccare una sorta di angioletto custode che ci rimarrà sulla spalla, una sorta di pappagallino, e verrà sbloccato secondo gli obiettivi predefiniti all'interno della sfida stessa per sbloccarlo. Comunque, per vedere un po' di che cosa stiamo parlando ragazzi, entriamo all'interno di una modalità, quindi cercando una bella partita all'interno del deathmatch a squadre. Eccoci all'interno della partita ragazzi, ci ritroviamo direttamente all'interno della nostra personalizzazione dell'equipaggiamento e abbiamo ben 20 secondi per la scelta delle nostre caratteristiche. Inoltre abbiamo disponibili, oltre alle solite armi primarie e secondarie, oggetti di supporto, una sorta di granata e un gadget, ovvero un oggetto particolare che potremo utilizzare all'interno di un'eventuale situazione. Comunque per adesso scegliamo un armamento che ho scelto fin dall'inizio, ovvero l'abilità, anzi no, la sezione difensore, ovvero con l'arma principale questo bel lancia piombini. Allora praticamente ci ritroviamo all'interno della partita e stiamo avanzando per la ricerca dei nostri avversari. Apparteniamo alla squadra Joker e come avete ben potuto vedere esistono diverse tipologie di statura, anche diversi tipi di corporatura all'interno del game. Infatti il nostro personaggio può essere suddiviso in tre particolari categorie: dalla categoria snello, medio e possente. Ovviamente ogni categoria avrà i suoi vantaggi e i suoi svantaggi e come possiamo vedere il nostro personaggio, che per adesso stiamo imbracciando questo fucilone con il personaggio più grosso del gioco, ovvero il possente, sarà un uomo, chiamiamolo un Joker, che avrà la possibilità di assorbire diversi proiettili. Infatti guardate la sua capacità di vita a destra, il cuoricino, 322 punti di vita, e infatti sarà rallentato appunto da tutta questa corporatura, da tutta questa panciona che avrà davanti. E inoltre poi abbiamo disponibili altre tipologie di corporature che avranno le loro caratteristiche intuitive. Allora, come potete ben vedere, ho posizionato nella seconda arma, ovvero l'arma secondaria, questo bel cannone anticarro che viene utilizzato per adesso anche contro la fanteria, che è questo stronzone che continua a rompermi le scatole. Vediamo un po', eccolo qui, il Buzz sui pattini. E vi starete chiedendo come mai questi stronzoni hanno i pattini e tu non ce l'hai? È perché praticamente è proprio il gadget di cui vi parlavo. Io per adesso sto imbracciando il boomerang, anzi imbracciamolo, e praticamente eccolo qua, può essere lanciato in maniera molto semplice e può anche uccidere un nemico nel momento in cui lo colpisco con un unico colpo. Allora, vediamo un po', continuiamo ad andare avanti, vediamo di fare una bella partita ragazzi, e anche un po' che non maneggiamo un gioco del genere, quindi
cerchiamo di fare del nostro meglio. Ok, qua ci sono i nostri compagni di squadra, ragazzi. È un gioco da giocare assolutamente in gruppo se si ha qualcuno con cui giocare, perché se si crea una vera e propria squadra possono essere assegnati dei ruoli. Guardate questo qua che figo, a petto nudo addirittura. E doppia uccisione, ragazzi. Vengono anche segnalate le serie di uccisioni, come potete vedere, 3 uccisioni. Mamma mia, guardate che ditone che abbiamo da gigante. Sembriamo il nano del Signore degli Anelli raddoppiato di statura. Allora, vediamo qualche altro pezzettino di merda qua intorno. Eccolo qua con un bel cannone anticarro. Prendiamolo a colpi, questo ci ammazza, a colpi di panciona ci prende, ragazzi. Ricarichiamo. Inoltre possono essere anche messi dei potenziamenti alle nostre armi principali. Vediamo se possiamo prendere la colpi di boomerang. Ecco qua, non l'abbiamo preso. Ovviamente ci possono anche infliggere dei danni corporali appartenenti quindi a una sorta di bonus negativo, come per esempio, come avete ben potuto vedere, quella sorta di tremolio che abbiamo avuto. È un'abilità speciale che in questo momento non ricordo che cosa... che danni può infliggere. Inoltre, ragazzi, come avete ben potuto vedere, vengono disposte all'interno della mappa una sorta di rifornimento per la nostra squadra. Io di solito quando giocavo insieme ad alcuni amici utilizzavo un congelatore, che adesso lo proviamo, però è utilizzabile solo nel momento in cui si è in gruppo, perché permette di congelare gli avversari e farli finire ai nostri amici. Ecco, guardate questo ciccione, guardate quanto è grosso. Ecco, ci ha lanciato il pappagallino Poli, maledetto. Ce l'ha lanciato addosso, avete visto? Ci ha bloccato il movimento per qualche attimo di secondo. Ecco qua, quest'altro stronzone aveva questo bel fucilone da cecchino. Qua mettono le nuove Claymore del futuro. Un gioco davvero molto appassionante, ragazzi, che a mia opinione è un gioco da provare. Guardate qua, questo qua è un samurai con katana che imbraccia la katana, un maledetto dannato. Andiamo avanti. Ehi, qua lucettine che non mi piacciono. Che è successo? Mamma mia, qua abbiamo... guardate che figo, un ladro con questo bel tatuaggione al Vin Diesel. Mamma mia, anche pelatone sarà. Ok, adesso proveremo un'altra classe, ragazzi. Scegliamo un nuovo equipaggiamento. Allora, vediamo un po'. Un equipaggiamento che utilizzavo di solito è questo qui, il congelatore. Ci mettiamo a congelare direttamente gli avversari per farli finire alla nostra squadra. Questa è una delle mappe disponibili che si ritrovano nel gioco. Comunque ce ne sono diverse. Guardate questa donnicciuola che si ritrova a rompere le scatole. Ehi, che è? Ecco qua il samurai con katana, ragazzi. Pezzettino di merda. Pancione, 2 ce ne sono. Vediamo se possiamo utilizzare il boomerang. Niente. Ci hanno ammazzato, ragazzi. Vediamo un po'. Adesso ecco il nostro congelatore. Guardate qua, pronti a refrigerizzare tutti i nostri nemici come una seconda arma. Ritroviamo questa sorta di mitragliatore. Infatti disponiamo un altro oggetto particolare, ovvero la nostra accetta, che può essere recuperabile. Guardate qua che figa come si infilza al muro. Ricordiamo un po' i vecchi indiani. Ecco qua, recupera accette. Vengono anche disponibili gli obiettivi. Vediamo un po' se possiamo sbizzarrirci col nostro congelatore. Guardate qua, congelato. Ecco qua il nemico congelato, e poi lo possiamo finire con la seconda arma. Ecco qua, guardate che figo questo qui, ci ha ammazzato. Pezzettino di merda. Ecco qua, aveva l'M60 di Rambo, ci credo. Lo stronzone qua con la cravattina. L'accetta, ragazzi, può uccidere un nemico davvero in situazioni difficili. Può ucciderlo direttamente con un colpo. Anzi, adesso ci proviamo. Vediamo un po' se siamo così abili da farlo. Vediamo. Niente. Che figuraccia, ragazzi. Non c'è nessuno. Andiamo, camminiamo con l'accetta, da vero e proprio boscaioli. Scendiamo qua giù. Eccone uno. No, ma guardate dove si è infilata. Che sfiga, a terra, direttamente sul pavimento. Andiamo, qualche altro stronzone da uccidere. Tanto come stiamo andando? 11-6, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Mi sta piacendo questa partita. Ok, andiamo avanti. Benissimo. Ottimo. Dispongo delle molle sotto i piedi, ragazzi. Ehi, samurai con katana. Qua samurai con Nodaki che rompe le palle con la sua katana. Non ricordo però come si utilizzano questi pattini. Vediamo un po'. Non mi ricordo il tasto preciso per saltare con i trampoli che abbiamo sotto i piedi. Boh, non ricordo. Comunque andiamo avanti. Comunque possono essere utilizzati. In questo momento non ricordo il tasto preciso. Qua dentro che cosa c'è? Un macello. Vediamo un po'. Qualche altro stronzetto. Big Jim qui, ragazzi, ucciso. E il pappagallino Poli che rompe le palle. Mamma mia, però uccisione con l'accetta, avete visto? Ed ecco vittoria per i Jokers. Sogni d'oro Bat, 500 punti di vittoria. E adesso verrà esposta una sorta di classifica. Chi è stato il migliore? Guardate che fighi quei personaggini. Questo pancione qua si è bevuto 60 birre una dietro l'altra per avere quello stomaco. Ed ecco che abbiamo una sorta di resoconto con i nostri distintivi maggiori. Uovo strapazzato, colpi alla testa, campanaro, eccetera. E adesso torneremo alla nostra pagina iniziale con la nostra ricompensa, ciò che abbiamo sbloccato. E inoltre ecco qua la tintura da pantera rosa, abbastanza figa. E adesso possiamo vedere le monetine che abbiamo guadagnato. Vediamo un po'. I bambini che piangono. Perfetto.
E come potete ben vedere abbiamo ben 40 secondi circa per dare un'occhiatina a cosa possiamo comprare di nuovo. E io direi, vediamo un po' se possiamo personalizzare quest'altro verdino qui. Allora, che gli possiamo mettere? Guardate qua, possiamo migliorare anche la sua qualità del trucco, perché è disponibile anche questa. Canottiera da burlone, matto da legare, ecco così, l'ubriacone che si è bevuto mezza birreria. Vediamo un po', questo è Fonzi, ragazzi, vediamo un po' che cos'è questo. Lottatore di wrestling, Big Show in persona. Questo è un kimono, non so, è un samurai con katana, un imperatore. Questo è uscito dal West. Ci sono tanti modi di personalizzare il nostro personaggio. Un fattore che all'inizio era sfavorevole per questo game era non si riuscivano a trovare partite, cioè prima di trovare una partita dove entrare per divertirsi con i propri amici dovevano passare addirittura ore per trovare una partita, però adesso tramite dei nuovi aggiornamenti si riesce a entrare davvero perfettamente, come avete ben potuto vedere siamo entrati abbastanza presto. Comunque adesso faremo anche un'altra partita, vediamo un po' se riusciamo a terminarla. Voglio provare anche il cecchino, ragazzi, perché davvero ci sono davvero tantissime modalità di gioco. Infatti potete vedere per esempio oggetto di supporto, armatura corporea per esempio all'interno di questo equipaggiamento, che ci permetterà di assorbire più colpi. Però all'interno di questa partita voglio tornare un po' ai vecchi tempi dei pirati, ragazzi, utilizzando questo bel fucilone. Guardate che figo il nostro personaggio, davvero denutrito. E guardate un po' delle femminone che abbiamo accanto, ragazzi, mamma mia. Ok, eccole qui. Abbiamo anche un bel luzzo. Che cos'è questo? Un mitragliatore con un silenziatore rudimentale. Inoltre abbiamo questo bel fucilone chiamato bucaniere, che con un proiettile riusciamo a stamparglielo in faccia ai nostri avversari e ucciderli immediatamente. Vediamo un po'. Ecco qua, ne vediamo qualcuno. Guardate che figo. Bang, uccisione. L'abbiamo fatto saltare in aria. Questo fucilone ha un colpo alla volta, ovviamente rudimentale anche il fucile, appartenente all'epoca piratesca. A quanto pare credo che sia così dalle apparenze. Camminiamo con questo bello. Attenzione, che ci ha lanciato addosso? Un sacchetto di merda. Attenzione, dov'è? Ci ha lanciato, mamma mia. Vediamo un po'. Abbiamo... Ah, ecco, mi sono ricordato adesso come vengono utilizzati i gadget. Guardate un po' per adesso. Ehi, fammi utilizzare il gadget. Maledetto stronzone. Vedete che figo col boomerang. Ecco, i gadget possono essere utilizzati col mouse 3. Abbiamo per adesso il rampino. Guardate che figo, è una sorta di mulinello da pesca, chiamiamolo così, per tirare sulla gente. E abbiamo una Claymore molto molto rudimentale, chiamiamola Claymore, guardate qua, è una sorta di pacchetto dono dove salterà in aria chiunque passerà vicino. Big Jim qui c'è, ragazzi, il nuovo pancione. Ecco il nostro fucilone. Ehi, attenzione, mamma mia, saltiamo in aria in un batter d'occhio. Vediamo chi è che ci ha ammazzato. Questo stronzone con il lanciarazzi. Le mappe sono abbastanza spaziose, non vi è alcun fattore di lag, ragazzi. Ehi, pancione di birra qua accanto a me, maledetto pancione. Ah, stronzone. È un onore. Possiamo impostare anche la vocina nel momento in cui uccideremo qualcuno. Ehi, vediamo un po'. C'è gente anche che vola tramite l'aliante. Colpo in volo. Ci salta addosso. 3000 kg ci saltano addosso. Comunque ce la stiamo cavando abbastanza bene. Questa non è una mappa per utilizzare il nostro cecchino. Di nuovo il pancione di birra qua accanto. Vi ha ammazzato? A quanto pare no. Comunque è una mappa molto ravvicinata, che il cecchino non è adatto. Comunque volevo provare questo questo sniper elite qua. Andiamo avanti. Ok, proviamo a fare il supporto, ragazzi, messi da lontano. Vediamo un po' se spunta qualcuno. Il pappagallino Poli, eccolo qua. Guardate che figo come vola. Ehi, guardate questo stronzone qua su. Guardate quanto riusciamo a togliere 165 con un unico colpo. Però poi di dietro lo stronzone con le ali da pipistrello di carta ci uccide. Vediamo un po', ragazzi, cerchiamo di fare l'ultima scampagnata con il nostro personaggio prima di abbandonare il tutto, perché questa partita proprio stiamo facendo davvero schifo. Andiamo avanti, vediamo, cerchiamo di fare del nostro meglio. Andiamo con calma. Guardate quello, quanto è grosso. Vediamo. Niente. Questo è Giulio Cesare, ragazzi, ha perso un po' di capelli. Vediamo un po', andiamo così vicino. Preso. Mamma mia quanto ci sta a ricaricare. Veramente un fucile ad avancarica. Metti polvere come possiamo dire, il pezzettino di cotone, la pallottola, e poi dobbiamo sparare. Comunque, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.